Lamenti in famiglia, shock nel Rodigino, un uomo era arrivato a spegnere le sigarette sul corpo della moglie portandosi l'amante in casa davanti ai figli, marito condannato. Bimbo veneto trapiantato dopo una leucemia, costretto a stare a casa da scuola perché in classe ci sono compagni non vaccinati, la storia raccontata su Facebook da una dottoressa trevigiana. Medici aggrediti verbalmente ma anche fisicamente, dopo l'allarme lanciato dall'ULSS 2 Marca Trevigiana interviene anche l'Ordine dei Medici che parla di situazione allarmante. Tubercolosi, anche nel Vicentino c'è un aumento preoccupante dei casi, ogni giorno 3-4 nuovi pazienti ricoverati al San Bortolo. Truffa dei falsi promotori finanziari, la Guardia di Finanza di Portogruaro ha arrestato 6 persone e effettuato sequestri per milioni di euro nella rete diversi risparmiatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Chiusura dei negozi la domenica, mentre a livello nazionale la discussione si infiamma, l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato chiede al governo di cedere le competenze alle regioni. Continua a far discutere la foto dell'attore Stefano Accorsi mentre mangia alle 2 di notte una pizza da sport in piazza San Marco a Venezia. L'assessore Venturini, Accorsi, nostro prossimo testimonial. La tragedia delle foibe e la vicenda umana di Norma Cossetto finalmente al centro di un film. La pellicola cofinanziata dalla Regione Veneto è stata presentata al Lido di Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la cronaca perché a pochi giorni da 2 femminicidi che hanno sconvolto il Vicentino, ora dalla provincia di Rovigo arriva una storia a dir poco incredibile, quella di un uomo che era arrivato ad utilizzare la moglie come una sorta di posacenere, spegnendogli le sigarette sul braccio e poi si era portato a casa l'amante, tutto questo davanti agli occhi dei figli. Era arrivato a spegnere le sigarette sulle sue braccia per infliggerle dolore, non solo fisico, erano le ferite morali a stringerla in un incubo dal quale non riusciva più a scappare. Continue vessazioni, insulti e violenze, perfino davanti agli occhi dei 2 piccoli, i loro figli, che subivano lo shock di un padre, 28enne Rodigino, trasformato in un orco tra le mura domestiche. Utilizzava la moglie come un posacenere, poi schiaffi, umiliazioni, sino ad avere la sfacciataggine di ospitare in casa, sempre alla presenza dei bimbi, l'amante che dormiva addirittura con lui in un'altra stanza. È l'incubo di cui si viene a sapere solo ora, vissuto da una donna residente in provincia di Rovigo. Al termine del 2014, poco dopo la nascita del secondo bimbo, l'inizio delle violenze, culminate nel novembre del 2015, quando la donna ha trovato la forza di denunciare il marito ai carabinieri. Nelle scorse ore la condanna per lui a 3 anni e 2 mesi, al termine di un processo delicatissimo e che è stato come vivere di nuovo quell'angoscia soffocante nella speranza di uscirne per sempre. Lei che ha trovato la forza di credere che un'altra vita degna di questo nome è possibile. Il coraggio di sé che però troppo spesso manca a donne che si trovano a vivere incubi simili. Eppure quando le denunce fioccano la paura resta. Come nel caso di Tania, la 33enne uccisa a Lonigo da un ex marito già denunciato e condannato per violenze. Eppure non è bastato. E oggi per lei, come per decine di altri volti che una volta sorridevano di un matrimonio appena iniziato, ci chiediamo come sia possibile lasciarle sole anche un istante che diventa fatale. Voltiamo pagina, domani primo giorno di scuola in Veneto, un ritorno in aula caratterizzato dalla questione vaccinazioni. Ebbene, in Veneto ci sarà un bimbo trapiantato dopo una leucemia che rischia di stare a casa perché in classe ci sono alcuni compagni non vaccinati. La sua storia è stata raccontata su un post su Facebook da una dottoressa di Castelfranco in provincia di Treviso. Uno sfogo scritto con il cuore che in pochi minuti ha ricevuto decine di condivisioni. Quello della dottoressa Oriana Maschio, medico di base a Castelfranco. Su Facebook ha raccontato del dialogo avuto con una collega pediatra che l'ha aggiornata sulle condizioni di un bimbo di cui avevano parlato un anno prima, a cui era stata diagnosticata una forma grave di leucemia. Oggi il piccolo di una provincia veneta sta bene grazie ad un trapianto di midollo, ma al sollievo per un futuro più roseo si contrappone l'amarezza. C'era un dato molto che mi ha turbato, il fatto che dovrà entrare a scuola e la sua classe ha 5 bambini non vaccinati. Nel post la dottoressa Maschio spiega che il bimbo, vivendo in un piccolo paesino, non ha alternative.
Pensare a un bambino che supera una cosa così drammatica, se alla fragilità si accompagna anche la necessità di cambiare classe o di cambiare paese, addirittura di andare in un paese limitrofo. Troppo spesso, spiega la dottoressa Maschio, sul web appaiono informazioni che vengono lasciate a giudizio della popolazione inerme di fronte a certi argomenti, infangando, aggiunge, la scienza. Noi diamo il nostro lavoro per cercare di tutelare i minori, gli ammalati, e ci basiamo sulla scienza, non ci basiamo su fedi, chiacchiere, e la scienza si rivisita di continuo perché si interroga. Io ho visto morire di tetano una donna moltissimi anni fa, quando ero laureata qualche anno, con le donne anziane che non avevano avuto il vaccino. Sono cose che ti segnano, come ti segnano le mamme che oggi sono morte, che ti hanno raccontato, anziane, di aver portato i loro bambini in ospedale con la difterite e non averli più visti. Come medico io sento questo dovere. Di fronte ad una giungla di informazioni, fare cultura è il compito del mondo scientifico, conclude Oriana Maschio. Bisogna fare cultura, bisogna avere coraggio di dire le cose e non ci si mette a scontrarsi su un piano dove si scontra come su un'arena, su argomenti che sono scientifici. Dobbiamo andare dagli epidemiologi. Io sono un medico che lavora sulle linee guida, non me le invento le linee guida, ed è questo il problema. Noi crediamo di poter inventare la scienza non si inventa, non è democratica, non è fatta di like. E sulla vicenda interviene l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Esiste per questo bimbo il diritto di andare a scuola e frequentarla come tutti i suoi coetanei, non solo quello di alcuni genitori di non vaccinare i propri figli, afferma. Si sta impedendo a questo ragazzo, forte e determinato, al punto da sconfiggere una malattia bruttissima come la leucemia, di tornare nella sua scuola in funzione di una libertà che condanna gli immunodepressi ad una vera e propria prigione. Spero in un ripensamento della norma a livello nazionale, conclude l'assessore Donazzan, che tenga conto anche di questi casi, perché la libertà del singolo non può precludere quella degli altri. Spero inoltre nel breve termine venga individuata una soluzione che consenta a questo giovane guerriero la possibilità di tornare sui banchi di scuola insieme ai suoi compagni. Medici aggrediti verbalmente ma anche fisicamente. Dopo l'allarme lanciato dall'USL 2 Marca Trevigiana interviene anche l'ordine dei medici di Treviso. Il presidente Guarini dice: i medici stanno pagando sulla loro pelle la difficile situazione in cui versa il sistema sanitario nazionale. Aggressioni verbali ma anche fisiche. Sempre più spesso i medici e gli operatori sanitari si trovano a dover fare i conti con situazioni di estrema difficoltà. Il personale non ha particolari protezioni nell'esercizio delle proprie funzioni, un fenomeno in continua crescita, a dirlo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, Luigino Guarini. Dalla prima aggressione di cui ho memoria, che fu un fatto di cronaca, l'omicidio della collega Paola Labriola mi pare settembre del 2013, sono passati 5 anni, gli episodi di violenza su operatori sanitari e in particolare contro i medici sono aumentati, diciamo. L'allarme lanciato ieri dall'USL 2 Marca Trevigiana, il direttore generale Francesco Benazzi aveva parlato di 300 segnalazioni di aggressioni nel 2017 ai danni del personale da parte di pazienti e familiari. Siamo preoccupati, spiega Guarini, ci vogliono interventi per tutelare chi lavora nell'ambito sanitario. Sarebbe auspicabile ripristinare le postazioni di polizia, diciamo, delle forze dell'ordine all'interno dei pronto soccorso, degli ospedali, ecco. Fondamentale comunque sarebbe cambiare la legge. Mi risulta, e la Federazione Nazionale sta seguendo con particolare attenzione l'iter di 2 progetti di legge che vanno a proporre l'inasprimento delle pene in caso di aggressione contro un operatore sanitario, considerandola come un aggravante, perché viene equiparata la figura dell'operatore sanitario a quella di un pubblico ufficiale. Ad essere più a rischio sono i camici bianchi della Guardia Medica, più isolati. La videosorveglianza può essere indubbiamente quindi apparecchiature di videosorveglianza possono essere sicuramente un aiuto. Diciamo che ovviamente come sempre i conti devono essere fatti con la disponibilità di mezzi, nel senso che purtroppo i medici e gli operatori sanitari
stanno pagando sulla propria pelle la difficile situazione in cui versa il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Importante sarebbe anche educare i cittadini al rispetto di chi lavora. Uno slogan sembra banale ma non lo è: il nemico è la malattia e non il medico. Il 13 settembre sarà la giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. Aumento preoccupante di casi di tubercolosi a Vicenza. Allarme tubercolosi. All'ospedale San Bortolo, l'unico della provincia berica a essere dotato di stanze di isolamento, i casi sono in preoccupante aumento. Se nel 2015 erano 16, nel 2016 25, nel 2017 erano già saliti a 38 e quest'anno la proiezione arriva a 40 malati. Ogni settimana sono 3-4 i pazienti che finiscono in cura nelle stanze blindate del reparto malattie infettive, dove è previsto un ricambio d'aria ogni 10 minuti, 6 all'ora. Negli ultimi giorni c'è stato un picco di casi di tubercolosi stanziale o importata, in particolare ad Arzignano, una zona ad alto rischio per la presenza di lavoratori immigrati arrivati da paesi in cui la TBC è endemica. Continuiamo con la cronaca per parlare di una truffa messa in atto da falsi promotori finanziari. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha arrestato 6 persone ed effettuato sequestri per diversi milioni di euro. Oltre 72 milioni raccolti abusivamente, centinaia di clienti truffati. 80 finanzieri di Venezia insieme ai militari di altri reparti del territorio nazionale hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Pordenone nei confronti dei responsabili di un'ingente truffa a danno di centinaia di risparmiatori, imprenditori, pensionati, lavoratori dipendenti che volevano investire. Arrestato il principale indagato, considerato la mente, domiciliari per 5 persone e obbligo di dimora per altre 11. I reati contestati sono di associazione a delinquere, truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di gestione di risparmio, autoriciclaggio. Il meccanismo consisteva nell'offerta di investimenti nel mercato Forex ad altissimo rendimento, ma i capitali raccolti, invece di essere investiti, venivano in parte utilizzati per remunerare gli investimenti più risalenti e alcuni dirottati in conti correnti italiani e stranieri degli indagati. Quindi gli interessi dichiaratamente maturati dai finanziatori venivano pagati con i soldi versati dai clienti successivi, così da rassicurare chi aveva già consegnato denaro all'organizzazione e attirare nella rete truffaldina altre persone potenzialmente interessate ai loro guadagni. Per aggirare i controlli, il sodalizio si è avvalso di una serie di società estere con sede in Slovenia, Croazia e Gran Bretagna. L'attività condotta dai finanzieri del gruppo di Portogruaro ha portato a configurare a carico delle società estere coinvolte profili di responsabilità amministrativa dell'ente per reati associativi e di riciclaggio. A carico di 2 delle predette persone giuridiche è stato anche disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino all'ammontare di 43 milioni di euro, corrispondente al totale delle somme abusivamente raccolte dall'organizzazione, depurato dalla cifra restituita a una parte dei clienti. Torniamo in provincia di Vicenza, a Villaverla per l'esattezza, dove l'ecocentro era bersagliato dai ladri. Il sindaco ha intensificato la sorveglianza in collaborazione con i cittadini e i risultati non si sono fatti attendere. Io ero appostato in auto lì all'incrocio con via Nassiria e ho visto 2 sagome all'interno dell'ecocentro nel piazzale. Così l'assessore all'ecologia di Villaverla inizia a descriverci come, appostandosi personalmente, è riuscito a scoprire e a mettere in fuga i ladri del suo ecocentro. Un'azione coordinata con i carabinieri e con i suoi concittadini. L'aiuto dei cittadini è fondamentale. Penso che quando i cittadini vedono che l'amministrazione è presente siano ancora più invogliati a contribuire e quindi a dare una mano. Coinvolgere direttamente i cittadini nel preservare la cosa pubblica è l'obiettivo dell'amministrazione. Il sindaco però non vuol sentir parlare di ronde. Non mi piace la ronda perché magari ci sono sempre delle teste calde, no? Che si investono dalla parte, diventano polizia, carabinieri, no, ronde no, ci vuole la legge sicura, la punizione sicura, qui in Italia non c'è niente di sicuro. Intanto la vigilanza all'ecocentro è stata produttiva. Sono passato in auto, ho visto appunto il soggetto che usciva al di sotto di questa rete.
portano via batterie, ferri da stiro, televisori vecchi, praticamente roba irrecuperabile. Non so cosa ne facciano, se la mandano ai loro paesi, lo so, o per recuperare quel poco di argento e oro che ci sono all'interno delle schede, però fanno danni di migliaia di euro. I cattivi sono avvisati, c'è un nuovo sceriffo in città. Perché il sceriffo prima mi viene a girare in giro per le strade e adesso mi sta prendendo il nome un po' l'assessore di Peron, che è diventato vice sceriffo. Cari cittadini e cittadine, grazie mille per il vostro contributo, vi chiediamo di continuare a impegnarvi a segnalarci queste situazioni, perché vogliamo darvi risposte con la nostra presenza, anche con il nostro intervento assieme a quelli delle forze dell'ordine. La politica, tra circa 45 minuti il Premier Giuseppe Conte incontrerà una delegazione di 10 sindaci italiani che presenteranno le loro progettualità legate al bando periferie inserito nel decreto mille proroghe, che potrebbe essere, la cui fiducia potrebbe essere votata già nelle prossime ore. Il governo assicura che i soldi ci sono, ma che verranno congelati fino alla legge di stabilità. I sindaci saranno lì per avere rassicurazioni sui progetti già in piedi, tra loro anche 2 sindaci veneti, il primo cittadino di Treviso Mario Conte e il primo cittadino di Padova Sergio Giordani, che abbiamo raggiunto telefonicamente pochissimi minuti fa, appena arrivato a Roma. Sentiamo che cosa ci ha detto. Dalle ultime sembra che ci sia un rischio di congelamento fino almeno alla legge di stabilità per quanto riguarda i finanziamenti al bando periferie. Come reagisce a questa ipotesi? Io continuo a essere ottimista. C'è un contratto preciso tra il governo e i comuni. Non capisco perché non deve essere disatteso. Io sono qua per difendere Padova. I 18 milioni promessi devono arrivare, anche perché vuol dire altrimenti ne perdo ulteriori 10 come amministrazione dei privati. Vuol dire un danno veramente importante, vuol dire non risanare le periferie, vuol dire tantissime cose. E poi alla fine, nel mio mondo, quando ero una persona, io definisco normale, quando nella società normale, questo è un contratto, il contratto basta fare, ricorriamo al TAR, come ha detto Di Caro. Chiaro che i soldi arriveranno dopo 2 anni e mezzo, ma non ha senso di spostare e congelare. Però io sono sempre ottimista, io penso che alla fine mi fido di una cosa. Salvini ha detto, vice premier, i progetti che non sono fatti su carta di formaggio verranno approvati e finanziati. I nostri sono stati definiti in gara dal giorno 7, non ho problemi, per cui sono tranquillo. Io sono convinto che stasera veniamo a casa più soldi. Io sono un veribile ottimista, ma non posso perdere fiducia nelle istituzioni. C'è un patto, c'è un accordo, c'è un contratto, i soldi devono darli. Intanto questa mattina, sempre a Palazzo Chigi a Roma, il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha incontrato i territori coinvolti nella candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, presente anche il numero 1 del CONI Giovanni Malagò. La decisione sarà presa entro il 18 settembre, il garante finale è il governo e per questo faremo un'ultima valutazione. Qualche passo in avanti è stato fatto, non abbiamo concluso tutto il percorso perché ci sono ancora alcune cose da superare, ma siamo fiduciosi. Ad oggi posso dire che ci sono più certezze che dubbi, le parole del sottosegretario Giorgetti. Il governatore Zaia ha detto: ci affidiamo al governo che dovrà fare una sintesi delle indicazioni date, noi crediamo nel dossier presentato. Per noi continua ad essere valida la candidatura del Tridente, anche se c'è da dire che il tema della comunicazione a livello internazionale è importante, non può uscire una sola realtà ma tutte e 3 le realtà insieme. Dobbiamo arrivare a Losanna, concluso Zaia, con una candidatura forte che può competere con le altre, perché l'obiettivo è portare a casa l'investitura per il 2026. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta, è sempre accesa la discussione sulla proposta del governo di regolamentare le chiusure domenicali e festive dei negozi. Intanto dalla Regione Veneto arriva una richiesta all'esecutivo, quella di cedere la competenza in materia alle regioni.
Nessuna sorpresa, la proposta di chiusura domenicale dei negozi, ora sostenuta dal Movimento 5 Stelle, non è una novità per la Lega, specie a livello regionale. I dirigenti del Carroccio, che fanno parte della giunta Zaia, sostengono di aver sempre chiesto di seguire questa linea, anche per un dovere etico nei confronti dei cittadini, e per maggiore garanzia sarebbe opportuno che se ne occupasse la Regione, adattando il provvedimento a seconda della città e della zona. Sarebbe opportuno che questa materia fosse interamente delegata alle regioni, perché è del tutto evidente che la Regione Veneto ha delle esigenze diverse dalla Regione Sardegna o Basilicata o Lombardia, quindi io chiedo in maniera vigorosa al Governo che nella modifica complessiva del pacchetto ci sia anche la delega alle regioni. Quanto alla sintonia con il Movimento 5 Stelle con il provvedimento è garantita da quanto accaduto durante la campagna elettorale. I rispettivi leader Salvini e Di Maio, ricordano i leghisti, hanno sempre avuto posizioni simili. Decreto che non ha portato un euro in più di fatturato nelle tasche dei commercianti, ha costretto i piccoli commercianti a rimanere dentro il proprio negozio 7 giorni su 7 per 12 mesi all'anno, e su questo siamo assolutamente tutti d'accordo. Shock ieri sera a Vicenza per l'assalto armato ai danni di un vigilante in via della Scola. La Guardia Giurata stava rientrando in sede dopo aver ricevuto da uno dei responsabili della Proloco di Grisignano parte dell'incasso della fiera del Socco. A quel punto un uomo a bordo di un quad, travisato da un casco e armato di fucile a pompa, lo ha costretto a fermarsi. Un complice ha spruzzato spray urticante sugli occhi del vigilante, un 29enne, e ha portato via 18.000 euro di incassi per poi fuggire. Voltiamo pagina perché sta facendo discutere, ha sollevato un polverone la foto dell'attore Stefano Accorsi, che dopo aver partecipato alla mostra del cinema di Venezia alle 2 di notte si è fermato a mangiare una pizza da asporto ad un tavolino di un locale in piazza San Marco. A reazioni da parte di veneziani ed esercenti, mentre l'assessore comunale Venturini lancia una proposta. Sentite. L'attore Stefano Accorsi nei giorni scorsi alla mostra del cinema ha pensato di mangiare una pizza in piazza San Marco e di postare la foto. Eccolo, elegantissimo, comodamente seduto ad un tavolino alle 2 di notte e con in mano un pezzo di pizza take away. Una foto che ha scatenato un putiferio di critiche sui social da parte di molti veneziani. Se vuole mangiare la pizza, si legge, se la porti in camera, dicono alcune associazioni in difesa del decoro cittadino. Opinioni non troppo condivise da qualcuno dell'amministrazione, soprattutto per determinati aspetti della questione. Ormai i social sono un po' la sede dove in qualche modo scatenarsi tutti e lasciarsi andare alle frustrazioni o alle emozioni. È evidente che cercheremo di insegnare anche agli attori il rispetto della città, posto che evidentemente non si può fare da un singolo episodio una tragedia enorme su cui dividere la città tra pro e contro. Cercheremo di coinvolgere Stefano Accorsi come prossimo testimonial della campagna Enjoy Respect Venezia. E in attesa di sapere se Accorsi sarà il protagonista della prossima campagna, pubblica un altro messaggio per replicare. Ora, si legge, capisco che il turismo selvaggio di chi butta rifiuti per terra, si fa il bagno nelle fontane e getta i mozziconi ovunque vada contrastato. Ma se alle 2 passate di notte l'unico posto aperto è una pizzeria, che fa un'ottima pizza, e uno se la mangia sui tavolini di un locale pubblico chiuso, in una delle piazze più belle del mondo, non mi sembra che sia una mancanza di rispetto o di decoro. Anzi, continua, mi sembra un bellissimo modo di godere della bellezza d'Italia, tanto più se poi si butta il cartone della pizza nell'apposito cestino. Ma invece forse è solo perché l'ho mangiata in smoking e con le mani? Chiedo venia, però mi sono attenuto al galateo. La tragedia delle foibe e la vicenda umana di Norma Cossetto finalmente al centro di un film. La pellicola, cofinanziata dalla Regione Veneto, è stata presentata al Lido di Venezia. L'atroce fine di una ragazza istriana, Norma Cossetto, figlia di un podestà fascista, e l'immane tragedia dei 300.000 italiani cacciati dalle loro terre o gettati nelle foibe dalle squadracce titine nel 1943 dopo l'arresto di Mussolini e l'armistizio. Red Land Rosso Istria, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta una delle pagine più buie della nostra storia, tenuta nascosta per decenni. Prodotto da Venice Film di Alessandro Centenaro e Rai Cinema, il film del regista Maximiliano Hernando Bruno debutterà il prossimo 8 novembre quando si terrà la prima mondiale a Roma.
Tra i protagonisti Franco Nero e Geraldine Chaplin e una convincente Selene Gandini nella parte della 23enne stuprata e infoibata dai militari comunisti. Una storia, tutti potrebbero pensare, di dolore, di sofferenza per quello che le è accaduto. In realtà io sono emozionata perché ho potuto dar voce anche alla sua gioia, alla sua speranza, che una luce che comunque ha continuato a brillare nonostante quello che è accaduto, nonostante quindi il dolore, la sofferenza e la morte. Non solo le terribili giornate vissute dalle famiglie italiane costrette a fuggire e spogliate di tutti i loro beni, ma anche il dramma dei molti militari italiani che dopo l'8 settembre nella Giulia, in Istria e in Dalmazia preferirono disertare perché stretti nella morsa dei tedeschi da una parte e dei titini dall'altra. A interpretare la parte di un soldato è stato l'attore Vincenzo Bocciarelli. C'è molta voglia di svelare al mondo fatti storici che purtroppo fino ad oggi non sono venuti alla luce. Soddisfatto ed emozionato a Venezia il regista Maximiliano Hernando Bruno. Essere i primi a raccontare una storia dopo quasi 80 anni da questi eventi, una storia che meritava di essere raccontata molti anni prima. Ci riempie a tutti noi di orgoglio, devo dire. Red Land, realizzato anche con il sostegno della Regione Veneto, verrà proiettato nelle sale cinematografiche in tutte le scuole. Proprio perché, ha detto tra l'altro l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, le violenze inflitte in quel periodo alle popolazioni italiane non possano essere dimenticate. Faremo in modo che nelle sale cinematografiche sia vista, perché è una storia vera. Allora tante volte noi celebriamo altro da noi, questa volta è giusto che celebriamo noi fino in fondo, con grande consapevolezza, con grande senso di verità. Lunghi applausi nella sala gremita del Cinema Astra al termine dell'anteprima. Questa sera 20:10 si parlerà di incubo West Nile con il primario di microbiologia Roberto Rigoli e il farmacista Livio Patelli. Con l'edizione del Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni a garanzia di un'altra giornata decisamente soleggiata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento anche oggi un po' su tutti i settori di questa regione. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, con qualche foschia solamente nelle prime ore del mattino, in pianura. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti fra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Bellissima giornata di sole, anche quella odierna su questa regione. Il cielo si presenterà limpido ovunque, salvo per qualche foschia al primissimo mattino sulle pianure del Pordenonese. Per il resto, nulla di nuovo da segnalare. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 28 e 31 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche su quest'ultima regione il sole la farà da padrone per tutto l'arco della giornata. Cielo sereno ovunque, al massimo poco nuvoloso sui rilievi alpini di confine, soprattutto durante le ore pomeridiane, ma senza alcuna conseguenza. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno intorno ai 15 gradi, un po' ovunque. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.